Sindaco Vettori, finalmente si ritorna a fare qualcosa all'aperto e che qualcosa, veramente un grande festival con grossi personaggi. Certo, certamente, dopo un anno e mezzo di pandemia, quindi anche di sacrifici da parte di tutti della cittadinanza, riusciamo a organizzare questo evento in presenza. Un evento molto importante è il Festival delle Abbazie, che coinvolge il nostro comune di Nervesa, ma non solo, il comune di Vidor e il comune di Monastier. Questo concerto si terrà il 4 giugno presso appunto questa splendida cornice che avete modo di vedere, e naturalmente dovrà seguire le regole della pandemia in questo momento, e quindi l'ingresso sarà contingentato, gratuito comunque, ma sarà contingentato, quindi a numero chiuso. Tuttavia è una grande soddisfazione poter riprendere finalmente un evento in presenza, perché questo Festival dell'Abbazia in presenza lo abbiamo fatto nel 2019, l'anno scorso siamo stati costretti invece a farlo in streaming. Devo ringraziare la Società Agricola Giusti dal Col, che ci mette a disposizione l'abbazia, che ha fatto questo bellissimo restauro e di fatto lo ha donato alla comunità di Nervesa, e devo ringraziare anche il nostro sponsor, la ditta FLF. A Vidor l'ultimo appuntamento del festival. Sì, certo, la data è stata stabilita del 26 giugno alle ore 20 all'Abbazia di Vidor, posto sicuramente ormai famoso perché è in riva al Piave, quindi noi le vogliamo ricordare questo posto perché è millenario, del 1100, quindi diciamo è un posto molto favoloso per tutti noi, il territorio riconosciuto. Quindi la serata per me sia bella, è importante questo perché noi partecipiamo a questo festival con grande entusiasmo, appunto perché abbiamo un territorio bellissimo, tutti e tre i comuni che partecipano abbiamo 3 abbazie bellissime, quindi è giusto partecipare, chissà che se ne aggiunga qualcun altro, così ampliamo un po' l'ambiente, ampliamo un po' questo festival che è meraviglioso. Questa è la 4ª edizione, Vidor ha partecipato solo alle ultime 3, però siamo orgogliosi di questo, siamo felicissimi di partecipare. Abbiamo questo nuovo ragazzo, Paolo Fornasier, 28 anni, e quindi è un musicista, pianoforte, suona strumenti, soprattutto roba elettronica, specializzato in questo settore, musica un po' diversa del solito e quindi è molto in gamba, diciamo, e quindi è giusto, è già riconosciuto anche a livello internazionale perché è stato a Parigi, a Londra, quindi ha fatto già diversi concerti in giro, quindi speriamo sia una bella serata soprattutto per tutti i cittadini che parteciperanno a questo festival. Zanatta, delegato alla cultura, niente meno che Busta. Sì, allora Busta si inserisce in una sorta di escalation che abbiamo avuto in questi anni. L'anno scorso avevamo qui Vitaliano Trevisan, forse uno dei maggiori scrittori italiani, e quindi era uno spettacolo più orientato al reading. Quest'anno abbiamo voluto proprio svoltare verso una musica di qualità. L'idea iniziale era quella di avere dei pianisti fuori dal coro, e Busta con il suo concerto facile è un pianista fuori dal coro, è pura sperimentazione che ben si presta al luogo in cui verrà svolto lo spettacolo. Busta, lo ricordiamo, è tastierista dei mitici Subsonica, però non solo, ci saranno altri grandi ospiti nelle altre sedi che ospiteranno il festival. Certo, Busta appunto anche cofondatore, no, dei Subsonica. E poi sempre in quest'ottica c'è la piccola orchestra Avion Travel a Monastier, loro sono casertani ma sono universalmente noti anche per aver vinto il Festival di Sanremo nel 2000, e quindi offerta qualitativa in quel caso lì, offerta meno nota ma altrettanto qualitativa quella di Vidor con Paolo Fornasier, che porterà in scena uno spettacolo completamente sperimentale e di grande attualità. Tutto nasce dall'idea che ebbe Fiera Libre 4 anni fa di estendere il festival a tutte le sedi abbaziali della provincia di Treviso. Loro partirono con Monastier prima del 2018 e poi dal 2018 hanno coinvolto prima Nervesa e poi Vidor. L'idea è quella di continuare a crescere sia dal punto di vista qualitativo, come è nell'input che ci hanno dato,
e soprattutto con il loro aiuto nei prossimi anni coinvolgere anche le altre sedi abbaziali provinciali, che potrebbero essere Montebelluna e Follina, ma adesso vedremo. Tatiana Saviane, assessore del comune di Monastir, da voi arriveranno gli Avion Travel. Sì, il 12 giugno alle 20 presso la nostra abbazia di Santa Maria del Pero ci sarà la piccola orchestra dell'Avion Travel. Il Festival delle Abbazie per Monastier ormai è alla 4ª edizione e precedentemente c'erano i concerti in abbazia. Ormai è un appuntamento decennale che anche quest'anno abbiamo voluto confermare a favore della cultura in un posto come la nostra abbazia, bellissimo e carico non solo appunto di bellezza ma anche di cultura e storia.